Allora, ovviamente buonasera a tutti, io ringrazio tutti quelli che hanno avuto fiducia in me, perché ovviamente mi hanno preso a scatola chiusa, mi hanno creduto sulla parola, ringrazio anche la presentazione gentilissima e ovviamente io sono emozionatissima e onorata anche di aprire questa sessione di, diciamo così, conferenze, e spero di un po' di pazienza se magari ogni tanto perdo il filo. Ma ci tenevo moltissimo a partecipare, anche perché quando mi è stato chiesto di collaborare, io avevo appena finito di fare le ricerche appunto sui benedettini e i collegati, e di conseguenza ho attinto dalle fonti storiche che avevo appena finito di consultare tutte le informazioni anche che riguardavano il monastero di Santa Maria di Monte delle Croci, e nonostante non siano tantissime purtroppo, perché il monastero in ogni caso era un contesto piccolo, quindi le fonti medievali non hanno registrato tantissimi eventi di questo proposito, sono rimasta comunque affascinata perché nel corso dei secoli ha comunque una storia interessante e nonostante adesso sia un rudere, quindi uno può non attribuire più di tanto interesse se ci passa davanti, io trovo che un luogo possa aumentare il proprio fascino anche se a monte si ha qualche notizia di quello dei fasti o di quello che era prima, di che cosa rappresentava prima, e questa un po' è la cosa che mi affascina della storia, perché poi dà un valore aggiunto a quello che si trova a tutt'oggi. Quindi poi con tutti i lavori che speriamo vengano fatti, l'onore di sapere che quando si passa davanti si sa anche che valore aveva questo monastero, per me è un pregio. Quindi io direi di cominciare. Innanzitutto, come vi ho appena anticipato, ci tenevo a fare una premessa che riguarda proprio le fonti, perché adesso quindi facciamo un bel salto indietro e partiamo dal Medioevo. Purtroppo bisogna sottolineare che la ricerca documentale riferita appunto al periodo medievale non sempre ha ampie risorse. Quindi per l'origine di questo monastero sono state consultate tutte le fonti storiche al momento disponibili. Solitamente sono fonti che riguardano compravendita di terreni, affitti oppure donazioni. Più di questo al momento, come dicevo, non si è trovato. Naturalmente, come ho scoperto nella storia, non ci sono mai realtà fisse, perché può sempre succedere che si trovi qualcosa di nuovo. Al momento non abbiamo ancora trovato nessuna mappa riferita a questo sito nel periodo medievale. Le mappe che al momento sono, diciamo, consultabili riguardano il periodo veneziano, quando iniziano le bonifiche più importanti, vengono un attimino ritratti anche i colli. Prima non si trova niente. Parlando con Paolo, forse abbiamo qualche piccola speranza quando riusciremo ad andare all'archivio di Venezia, perché nelle varie fasi di passaggio del monastero si è anche aggregato a monasteri veneziani, e può essere che magari qualche cosa si trovi lì. Al momento, tra Covid e altre problematiche, è rimasta bloccata la cosa. Per poter capire bene come è nato e in che contesto è stato fondato questo monastero, io ho pensato di suddividere un attimino le cose. Quindi volevo fare prima un inquadramento storico generale dei collegati al Medioevo, quindi cosa c'era, com'erano i colli. Poi ovviamente si passerà a vedere il fenomeno importante, come diceva Iori, del fenomeno benedettino, che è quello che veramente ha fatto la differenza dopo la caduta dell'impero romano. Poi si entrerà nel merito, quindi si parlerà del monastero di Santa Maria di Monte delle Croci, tutto quello che ho trovato e l'evoluzione che il monastero ha avuto attraverso i secoli, perché veramente ne sono successe di cotte e di crude. Di conseguenza vediamo che cosa è successo. Allora, due passi indietro. Come gestivano i romani il territorio dell'impero? Quindi i romani regolamentavano il territorio
con la progettazione di strade, bonifiche, suddividevano la superficie agricola, la classica centuriazione, e ottimizzavano le colture. Questo potrebbe essere un'immagine di come poteva apparire un paesaggio romano, e questa è la classica centuriazione. I colli ovviamente erano già frequentati dai romani e avevano fatto degli ottimi lavori di bonifica, c'erano le strade e quindi erano, a parte anche le vie fluviali, erano comunque percorribili anche in modo abbastanza sicuro. Classica domanda: cosa succede dopo la caduta dell'impero romano? Arrivano i cattivissimi, che sono i barbari. Quindi nel 476 l'impero romano ufficialmente, l'Occidente, cade e arrivano i barbari. Quindi il territorio in quel momento, il primo momento iniziale di invasione, ritorna allo stato di abbandono, quindi le strade scompaiono, le paludi dei boschi si riprendono il loro spazio, le culture vengono spesso abbandonate oppure trascurate, perché si perde la tradizione culturale dei romani. Naturalmente i barbari non hanno solo un ruolo, questo ci tengo a precisarlo perché sono appassionata di storia medievale, non hanno sempre avuto solo un ruolo distruttivo. Inizialmente è chiaro, quando c'è un cambiamento non si bada tanto a spese, si invade e si distrugge, però dopo ovviamente c'è stato un ripristino di anche tante cose che avevano lasciato i romani. Il nuovo collante dell'Europa dopo la caduta dell'impero romano quale diventa? Il cristianesimo e la fondazione dei monasteri, che sono a prevalenza benedettini, dal VI secolo, quindi dopo un paio di secoli di assestamento, diventano i nuovi punti di partenza che generano appunto i successivi assetti politici e culturali dell'Europa medievale. Questo più o meno è una mappa che ritrae la superficie dell'impero romano d'Occidente, e questa è la distribuzione dei primi grandi monasteri in Europa. Più o meno ricoprono quasi tutto lo stesso territorio. Nei Colli Euganei, i benedettini nei Colli Euganei, quindi le prime fondazioni, come è stato anticipato, dei monasteri benedettini iniziano nel Padovano, nella diocesi di Padova, intorno all'anno 1000. E ovviamente chi è che interveniva a favore di queste fondazioni? Perché non è una cosa ovvia. Allora, innanzitutto la Chiesa, ovviamente, che faceva capo al controllo di Roma, perché Roma all'inizio medievale non aveva tutta questa grande importanza e potenza come ce lo immaginiamo noi adesso lo Stato del Vaticano. Continuava a lottare contro i laici e le potenze dell'impero, il nuovo impero germanico, diciamo così. Il primo monastero che viene benedettino nella diocesi di Padova è del 971. Questo è il primo documentato Padova ed è stato fondato dal vescovo Caolino. Un altro blocco di famiglie nobiliari invece che si stavano appropriando del territorio e facevano parte appunto del Sacro Romano Impero nuovo, che è stato, diciamo, delineato da Carlo Magno intorno all'800, e si dividevano tra, diciamo così, i laici e la Chiesa romana, hanno provveduto a fondare 4 grandi monasteri nel territorio padovano, quindi fuori dalla città. Per fare un esempio dei 4 più importanti, c'è nel 1027 l'abbazia di Santo Stefano di Carrara, per volere di Liturgo da Carrara. Nel 1097 c'è il monastero di San Michele Arcangelo di Cagliana, grazie alla famiglia da Carone. Nel 1127 c'è l'abbazia di Santa Maria Assunta di Braglia, famosissima, per volere dei conti Maltraversi, e nel 1123 l'abbazia di San Daniele in Monte, voluta dai signori di Montagnone. Questi ovviamente gestivano tutti i territori dei dintorni. Le finalità quali erano di tutti questi investimenti? Ovviamente la gestione delle ricchezze e il controllo del territorio. Questa mappa che vediamo adesso dopo sarà importante perché è una mappa antica del monastero di San Michele di Murano, al quale poi verrà legato anche il monastero di Santa Maria delle Croci, con le proprietà, quindi avevano veramente un controllo importante già al tempo del territorio. I benedettini come intervenivano nel territorio? Come avevamo già visto, quindi loro continuano ad acquisire terreno con compravendite e scambi, bonifiche, quindi riprendono a bonificare e fare gli apponderamenti del territorio,
suddividevano le colture perché avevano la possibilità di consultare i testi agronomici trovati. Gestivano anche la manodopera, perché loro ovviamente i monaci non è che lavorassero tantissimo, diciamoci la verità, loro avevano il loro brolo all'interno del monastero, ma fuori facevano lavorare gli altri, però erano bravissimi a gestire. E amministravano i beni, quindi la contabilità e la suddivisione delle produzioni. Questo era il classico principio dell'ora et labora dei Benedettini. Il potere dei monaci, delle primissime fondazioni, cosa succede? Fino al XIII secolo le fondazioni monastiche benedettine accumulano enormi quantità di beni e acquisiscono sempre più potere. La conseguenza di tutto ciò cos'è? Che l'importanza del fondamento, diciamo così, religioso, spirituale, che utilizzava la preghiera per avvicinarsi a Dio e il cosiddetto voto di povertà, viene sempre meno, causando spesso corruzione nei costumi e l'abuso di potere. Quindi si arriva alla nascita degli albi, che sono sempre una parte, diciamo così, dei monaci benedettini, che cambiano in colore bianco la veste in contrapposizione al colore scuro della veste di quelli, diciamo, dell'origine. E questo perché? Allora, i monaci albi, cosa succede? Vogliono ritornare a rinfrancare l'austerità, la sobrietà della vita del cenobio e scelgono l'eremo. Le nostre zone qui, quelle inospitali del territorio padovano, soprattutto boscose dei Padugani, quindi diventano un terreno molto favorevole per esperienze ascetiche di piccoli gruppi e non di grandissimi monasteri. Infatti le loro dimensioni sono medio-piccole e avevano delle strutture funzionali perché dovevano riuscire a riabbinare l'attività di preghiera e l'attività del lavoro. Essi avevano solitamente la chiesa, il refettorio, il dormitorio, un'infermeria, delle canipe, che sono dei piccoli magazzini, delle stalle e alle volte anche dei laboratori per la produzione di tessuti di panno. Chi era il promotore iniziale di questo movimento? Si chiama Giordano Forzatè, dei Conti di Montemerlo. Questa è una stampa per entrare. Facciamo una piccola sfida su Giordano Forzatè perché è un personaggio molto importante. Quindi ha un ruolo di primo piano negli affari dell'aristocrazia padovana e anche in quelli del clero, quindi lui si muove attraverso tutti e due gli ambiti, laici e religiosi. Nel 1213 è priore del monastero di San Benedetto a Padova e fonda l'Ordo Monacorum Sancti Beneditti di Padova, che è noto come movimento degli Albi e a cui appartenenti erano vicinissimi alla società aristocratica di Padova. Nel 1224 dagli Albi nasce una vera congregazione, approvata anche dal vescovo e sostenuta anche dai priori di altri 6 monasteri, che poi al massimo del suo sviluppo di questo movimento diventano 23 praticamente. Nel 1237 il carissimo amico di Padova, Ezzelino III da Romano, non si fa mancare neanche questa, diciamo così, cosa e lo fa imprigionare perché lo accusa di aver tramato per la sua caduta. Poi viene liberato 2 anni dopo da Federico II di Svevia e lo fa fuggire a Venezia, dove rimane fino alla morte nel 1240. Ora arriviamo alla fondazione del monastero di Santa Maria delle Croci. Il monastero, detto Sante Marie del Monte Crucum nel primo documento, è fondato in cima al Monte Croce, da quale ovviamente prende il nome, presumibilmente all'inizio del XIII secolo ed appartiene appunto all'Ordo Santi Benedetti di Padova. Ho evidenziato presumibilmente perché non c'è una vera data di fondazione. Più o meno la zona, questa qui è una mappa del 1500, è perché vista al contrario sopra mi sembra battaglia. Fondamentale ovviamente è la strategica posizione lungo il canale della battaglia, perché era un'importantissima via di comunicazione. Quindi si ricorda anche che il canale è stato scavato dai Padovani tra il 1189 e il 1201 e permise anche questa soluzione di bonificare il territorio circostante e unire le città fortificate di un semplice veste. Ed era anche un'importante via commerciale per collegare Colli Padova e Venezia. Eccoci qua le prime fonti storiche. Allora, le più antiche attestazioni di documenti sulla presenza religiosa del Monte delle Croci riguardano 2 testamenti
che però sono riferiti alla sola chiesa, quindi non si parla ancora di monastero. Uno è del 5 settembre 1213 ed è un lascito di Erica da Baone, dice la citazione in latino, comunque dice che lascia viginti quinque ecclesi monte de crucius. La seconda è del 5 marzo del 1215 e riguarda il Pietro di Grengola, anche qua lascia dei soldi, soldos 5, Sante Maria Monti Crucis. Questa chiesa viene indicata da alcuni storici come una chiesa per la cura d'anime, che è riferita alla contrada di battaglia, almeno fino alla fondazione del monastero, che in antico i monasteri non erano mai destinati alla funzione di chiesa. La fonte più antica, invece, dove viene citato il monastero, è del 1216, quando Papa Innocenzo III nominava dei giudici delegati in una controversia tra due monasteri, San Fermo di Verona e Santa Maria di Foligno, Giordano Pizzatè, che abbiamo già visto, che era il vescovo di Padova, Balduino, abate di Santo Stefano di Carrara, e Gregorio, priore di Monte delle Croci. Gregorio, attraverso poi la consultazione di tutti i documenti, è il filo conduttore che permette di tracciare il periodo iniziale della vita del monastero, perché ha rapporti con la curia romana e ha delle missioni importanti, insomma. Poi, il 14 novembre del 1218 è testimone, sempre con Forza Te, e fonda Santa Maria in Banzo, che è quella in foto, e il 30 maggio del 1224 parte attiva sempre con Forza Te nella fondazione del Movimento degli Altri, quindi è importante perché assieme fondano proprio questo movimento. Il monastero di Monte delle Croci è una delle case principali di questa nuova congregazione, si chiama Tertia Domus, dopo San Benedetto, che è di qua, e San Giovanni Evangelista di Monterico. Gli eredi, quando poi Gregorio non c'è più, e il prestigio del monastero continuano ed sono sottolineate le partecipazioni dei suoi successori ai capitoli generali degli Alpi per buona parte di tutto il Duecento, e svolgono anche un ruolo attivo nell'ambito generale del monachesimo padovano, quindi hanno un ruolo veramente importante. Il campo di intervento dei frati di Monte delle Croci non si limita solo a quello religioso, ma comprende anche legami e rapporti con i vari strati della società padovana. Il monastero, infatti, è fra i luoghi ricordati nei testamenti di ricchi borghesi. Uno è Buffone di Bertolotto del 1238 e Luigino dell'Aquilino del 5 aprile 1271. Quindi ci sono sempre dei lasciti anche economici. Purtroppo dopo poco si conosce della dotazione del patrimonio iniziale del monastero. Si sa solo che possedeva dei terreni in varie contrade del distretto di Monselice, pagava una decima la pieve di Santa Giustina per circa 200 campi di terra aratoria e vignata, alcune delle quali sul Monte Ricco, che nel Medioevo si chiamava Monte Vignalesco perché era uno dei monti più ricchi di viti. Poi sono ipotizzate anche delle altre proprietà nel territorio di Sant'Angelo di Piove, dove aveva fino al 1241 dei terreni, 12 campi, 5 pertiche, che poi vengono vendute al monastero di Santa Maria della Riviera di Polverara. Naturalmente, essendo vicino al canale, aveva anche dei mulini vicino a quelli dei signori da Carrara e le monache di Sant'Agata di Padova. La consistenza, per farvi capire, del patrimonio e le rendite non dovevano essere molto rilevanti, perché nella decima papale, nel 1297, il priore Oliviero paga solo 16 lire. Basta fare un paragone con Santa Giustina e Santa Maria di Braglia, che pagavano da 100 a 600, e di conseguenza si può dedurre che era piccolino. Nel XIV secolo, dopo queste testimonianze, c'è un vuoto documentario. C'è solo un'eccezione, un documento del 1332, dove Giacomo da Prato dalla Valle compare davanti a un certo Gaufredo, priore di San Lazzaro, anche se il motivo non è esplicitato, c'è solo questa frase: Civis Paduanus et prior monasteri Sante Marie Montis Cuneo. Basta, invece dopo c'è un vuoto. Naturalmente questo è anche un secolo particolare, quindi è importante, per capire quale potrebbe essere il motivo per cui non ci sono tante fonti, è che è un'epoca, un secolo di profonda crisi. Innanzitutto ci sono gli eventi bellici, quindi c'è l'Italia che è abbandonata a se stessa, il Papa va via, va ad Avignone, l'impero germanico è in decadenza
Ci sono vari scontri ovviamente fra le forze locali e nascono grandi stati regionali, c'è il passaggio dalle signorie ai principati, che però segna anche il massimo sviluppo economico medievale. Questa è una mappa giusto per far capire gli stati, staterelli, principati che c'erano in quel periodo in Italia. Nascono però anche le flotte più importanti, Genova, Venezia, l'export di prodotti in industria e nascono anche le prime banche. Purtroppo nello stesso secolo siamo anche un po' a tema, anche se non è così grave, 1348 la famosa peste nera che finisce nel 1351, pandemia, sempre che arriva dall'Asia e causa 20 milioni di morti. Quindi c'è anche ovviamente a questo punto un oggettivo decadimento morale e spirituale, c'è un declino o una totale estinzione di molte comunità religiose. Le autorità religiose a questo punto cosa fanno? Cercano di rivitalizzare il tessuto delle istituzioni monastiche e fanno degli accorpamenti o comunque degli affidamenti a congregazioni religiose fiorenti anche extra-diocesane. Nel 1383 purtroppo il Monte delle Croci è già completamente decaduto. In questo momento intervengono, dagli Albi si passa ai Camaldolesi. Questa è un'altra e viene aggregato il monastero appunto alla Santa Maria dell'Alto di Monselice, che è diventato spopolato, e partecipano a questa unione, è sponsorizzato diciamo così dal vescovo Raimondo e il signore di Padova Francesco il Vecchio da Carrara, che vediamo nell'immagine. I Camaldolesi, quindi il 25 maggio del 1384 la riforma è completata. Il fondatore dei Camaldolesi è Ludovico Balbo, che li introduce nell'abbazia di Santa Giustina. Questa è un'ulteriore opera riformatrice per il risorgimento nuovamente spirituale e disciplinare del monachesimo benedettino. Il monastero ha una nuova conformazione, quindi si sa che rimangono 12 monaci nella casa madre e 2 monaci invece sono nelle dipendenze di Porciglia di Padova. Nel 1396 il monastero ha di nuovo problemi di ordine disciplinare, perché tutto sommato era piccolino ma ne faceva Dio di notte di lui, a quanto pare non erano capaci a fare i seri. Quindi l'abate della Vangalizza, che è il vicario generale dei Camaldolesi, prende pesanti provvedimenti. Nel XV secolo ci sono delle testimonianze sulle condizioni nuovamente del monastero, e c'è una testimonianza secondo me molto bella del 29 giugno del 1436 di Ambrogio Traversari, che è il priore dei Camaldolesi e fa un'ispezione al monastero e lo descrive così. Questo merita di essere letto. Arrivato al monastero ne ammirai la posizione ideale per una comunità monastica, con un colle elevato, piantato a vigneti, olivi ed alberi, ricoperto sul fianco perfino di un bosco cedro, e in cima al colle il monastero, una bella costruzione dotata del necessario per chi volesse viverci nella meditazione. Ma se da un canto mirai la dignità del luogo, fui però rattristato dal suo stato deplorevole. Un edificio così acconcio era vuoto, non vi pulsava la vita della comunità. Non vi incontrai che il priore con un monaco e un converso. L'immagine che vedete sopra è del pittore Bernardino Rossi del 1800, che ritrae i figli dei nobili del Cataio, però può rendere, come dire, può dare un'idea di come poteva essere, diciamo così, la visione poetica vista dal Monte delle Croci del paesaggio circostante. Il monastero, in ogni caso, visto anche insomma, questo decadimento, però per molti anni ha comunque un ruolo importante nell'ambito dell'ordine camaldolese, perché ci sono dei insigni priori che per cultura o incarichi assunti ne danno comunque un certo prestigio, e qui ci sono un paio di esempi. Nel 1459 i responsabili dell'ordine destinano il monastero del Monte delle Croci, Santa Maria di Porciglia, a un luogo di studio per aspiranti monaci, quindi devono ospitare e mantenere 6 studenti. Il personaggio dominante di questo periodo è il monaco Luca di Antonio di Verona. 2 brevi notizie: quindi nel 1461 è già vicario, nel 65 è sindaco e nel 77 priore. Sempre nel XV secolo il monastero nel 1485 viene unito assieme a Porciglia alla famosa grande abbazia di San Michele di Murano da Papa Innocenzo VII, sempre a causa di penuria di mezzi e grandi debiti.
Nel 1486 il priorato aveva una rendita di 110 fiorini all'anno e viene diviso ancora e dato un'altra volta a qualcun altro, Paolo Valdù, in cambio di una proprietà di 70 campi presso Campo San Piero. Paolo Valdù, che è un priore, è un personaggio, nella documentazione lo definiscono indegno perché sfrutta il Monte delle Croci solo per la rendita. Fanno vari tentativi per destituirlo, però rimane in carica fino alla sua morte, che è nel 1506. Passiamo al XVI secolo, anche qui ha ancora altre vicissitudini. Nel 1513 viene aggregato a San Matteo di Murano a seguito di un nuovo tentativo di riforma camaldolese, quindi da qua si capisce che periodicamente ci sono delle crisi, i benedettini cercano di darsi un tono nuovo. Prima della fine del XVI secolo il monastero passa in commenda perché insomma non ce la fa e per 12.222 lire. La fonte storica del Cittadella lo descrive anche qua in modo abbastanza poetico e secondo me merita anche questa come citazione. Quindi il Monte delle Croci, già Egea perché fa riferimento greco e secondo alcuni dagli superstiziosi settatori d'Orfeo molto tempo tenuto, ha in collina chiesa l'ottava di Pasqua di Resurrezione di concorso frequentata, è combattuto e tavolata lunga 40, larga 16, che ha 3 altari, uno calice e 2 campane, in cura e sotto a San Pietro Montagnone, quindi questa è anche una notizia importante, e tale volte officiate da Don Lorenzo Paduano delle Carcere, soddisfatto dell'effettuare dell'abate Fregoso, che lì ha un vecchio chiostro e per 300 campi di bosco negli quali ugani i luoghi, poiché il monastero è andato in commenda e ruinato, come nella Grecia si diceva, vale, fiume, rustico, bosco, sasso, stempo non appare, che non si celebrato di qualche cosa, sino in queste masserie. Quindi questa testimonianza è importante perché vengono date le prime misure della Chiesa e il monastero, in questo caso, viene ancora nominato. Nel XVII secolo c'è un ultimo importante cambiamento. Nel 1616 il cardinale vescovo di Cesena godeva dei beni del monastero, che passano poi, vengono cedute al vescovo Gregorio Barbarigo, personaggio importantissimo, che merita ovviamente 2 dati. Quindi nasce a Venezia nel 1625 da una ricca famiglia e muore a Padova nel 1697. Lui desidera da subito diventare un religioso. Nel 1655, a 30 anni, viene ordinato presbiterio e nel 1656 il Papa lo chiama a Roma con incarico di prelato domestico di Sua Santità. Nel 1656 scoppia la peste a Roma e il Papa lo mette a capo della speciale commissione per portare soccorso agli appestati e si dedica assiduamente a tale compito. Viene consacrato vescovo di Bergamo nel 1657, vende tutti i suoi averi ai bisognosi perché vuole limitare l'arcivescovo di Milano San Carlo Borromeo. Diventa cardinale nel 660. Nel 1664 il Papa lo manda vescovo a Padova, dove guida la diocesi per 33 anni fino alla morte e si dedica personalmente a organizzare il catechismo. Viene beatificato nel 1761 e canonizzato nel 1960, infatti è San Gregorio Barbarigo. Nel 1670 Barbarigo annette tutti i beni del monastero al seminario vescovile di Padova, di cui è fondatore. E qua ci sono 2 piccole citazioni che parlano delle spese straordinarie, una di 1860 lire e l'altra di 16, che servono per come dire, le manovre di acquisizione di questi beni. Transitarono al seminario circa 212 campi, cosiddetti pochi arativi, parte prativi, boschivi e il resto vegri e paludosi con vari ulivi e vigne sopra e i campi a monte, 2 case economiche, la chiesa e 5 case per braccianti. E questo poi, come farà notare Paolo, più o meno quello che rimane in dotazione del monastero. Al momento dell'acquisizione dei beni del Monte delle Croci da parte del seminario, la documentazione a disposizione ovviamente comincia a diventare più regolare e precisa perché ci sono i libri contabili. Fra le proprietà del monastero si trovano anche dei possedimenti in zona di Monselice, affitti che deve contribuire Marco Gadonao per possessione di Campi 60, chiamati le Fregose sotto Moncelese,
confina a mezzodì l'ospitale della Pietà di Venezia, parte il Signorotto, parte i padri gesuiti, quindi dà anche una sorta di confini delle loro proprietà. Nel 1715 le proprietà vengono date in affitto, quindi cominciano i primi affittuari. Il primo è Gaspero Fabris, che per 180 ducati annui, e anche qui molto importante, secondo gli ordini e condizioni del buon affittuario, di sempre mantenere e non disfare. Questa dicitura è un vincolo che viene mantenuto nella stipula dei contratti d'affitto fin dal Medioevo ed è molto importante perché chi prende in affitto i campi deve comunque averne sempre cura. Nel 1759 risulta essere amministratore con delle croci Bortolo d'Asinato, e qui c'è una citazione che parla delle elemosine al prete durante la messa, e conferma altresì che l'attività ecclesiastica comunque era ancora attiva. Nel 1762, attraverso una scrittura privata redatta dall'economo del seminario Zanichelli con il consenso del cardinale Santi Veronese, viene dato nuovamente in affitto di nuovo a Bortolo d'Asinato di Farpiero, e qui viene citato insomma tutto quello che viene dato in affitto. Da questo documento si dice che sul monte si trovavano ancora olivari, vigne, alberi da frutto e boschi, mentre al piano c'erano i pascoli e coltivazioni di cereali, in particolare il frumento. E questo è importante perché conferma che anche in questo caso la continuazione delle coltivazioni attraverso secoli rimane quella, quindi ci sono sempre state le stesse coltivazioni. Adesso per introdurre siamo alla fine, per introdurre il periodo successivo, che poi si occuperà Paolo la settimana prossima, è importante anche capire nel XVIII secolo il quadro storico che si viene a trovare, perché la successiva evoluzione del monastero sarà ovviamente molto condizionata da quello che succede. Infatti c'è il famoso arrivo di Napoleone a fine Settecento. Nel 1796 infatti fa il suo primo ingresso in Italia con un attacco diversivo durante una guerra di conquista del territorio tedesco-austriaco. Nel 1797 vince gli austriaci e occupa tutta l'Italia del nord, e c'è il famoso trattato di Campoformio. La Francia si tiene la Lombardia e l'Emilia-Romagna, ma l'Austria si tiene tutto il territorio di Venezia. Quindi il nord vede Napoleone come un traditore perché ci lascia gli austriaci in pratica. Quindi la settimana prossima verrà sottolineato proprio questo: fra il 1823 e il 1824 iniziano le trattative per lo scambio di permuta dei beni, nuovamente della tenuta agricola del seminario in zona Monte delle Croci, con quelli posseduti dal duca di Modena Francesco IV d'Austria, con Beggiano e Santa Maria di Cenevarese. Una nota però importante: nel 1862, e qui chiudo, dalle fonti storiche del Gloria si apprende che comunque erano rimasti pochi avanzi del monastero, quindi siamo sicuri che non c'era più, ma si trovava ancora la chiesa. Ecco, io ho finito. L'intensità dell'applauso è la migliore valutazione, che come esordio è stato... No, capisco che le date e i numeri sono un po' noiosi, però purtroppo sono gli unici modi per segnare il passo. No, sono molto agili, quindi devo dire complimenti, e l'esordio è andato benissimo e ci auguriamo quindi che sia solo l'esordio. Speriamo sì che ci siano nuove cose da scoprire, soprattutto. No, anche su altri aspetti, perché l'amore e la riscoperta della storia locale credo che sia fondamentale. Allora, non abbiamo molto tempo, però non so se c'è qualche domanda di approfondimento. Come approfondimento può essere utilizzato il fatto che domani facciamo una passeggiata, quindi chi vuole partecipare a fare domande andiamo sopra e visitiamo i posti e rispondiamo. Giusto suggerimento di Paolo, siccome domani c'è la passeggiata, ore 15 da qua. Sì. Ore 15 da qua. Alle 15 qui li ritrovo. Benissimo. Naturalmente una premessa: nella scheda di domani non ci sono tutte queste date, ci sono solo 2 o 3 cose, giusto per capire, per non perdersi. A qualcuno la scheda l'ho data anche stasera, però qualcuno ha detto che non può venire domani, se avete qualche curiosità. Sì. Fisicamente non ce la faccio.
Se ha qualche curiosità stasera. Già abbiamo smentito Monelli che parlava di monastero quattrocentesco. No, assolutamente no. C'era già. Perciò abbiamo già una grande novità, perché proprio Fabio lo cita, dice monastero quattrocentesco e di alcune abitazioni ridosso. No, la cosa più che altro interessante è che nonostante fosse piccolo e poteva essere anche sembrare una cosa anonima, comunque ha contribuito alla fondazione di una, diciamo, branchia dei Benedettini, che quindi ha comunque avuto un ruolo importante nel rinnovamento anche religioso, quello sicuramente sì. Vabbè, allora solo due flash che riprendo da spunti di Flavia, che mi pare importante sottolineare. Uno, appunto, i Benedettini. Abbiamo parlato diffusamente del ruolo, però vorrei proprio ricordare, e Flavia ne aveva accennato, la loro importanza a livello europeo. C'è quel meraviglioso libro di Paolo Lumiz, quello di libri di cui consiglio la lettura, perché veramente lui l'ha fatto, è partito proprio da Flavia. Eravamo insieme a Este la sera prima che lui partisse, era entusiasta di questo progetto, che poi è partito casualmente da una sua visita nel terremoto dell'Abruzzo, in questa chiesa, dove chiesa cromata, ma c'era solo la statua di San Benedetto, no? Ed è un libro di estrema attualità, perché dice che l'Europa oggi ha meno bisogno di essere rifondata di quanto non accadesse ai tempi di Benedetto, e mostra come in un pluralismo di esperienze noi monasteri benedettini svolgono questo ruolo di presidio tutt'oggi. Quindi questo è il primo. Il secondo è di carattere più generale. Parlavamo prima di iniziare con Flavio di questo interesse straordinario del Medioevo, che è stato affondato in questa edizione di Secoli Bui, ma che storici come Le Goffo o Barbero ci hanno aiutato a riscoprire, ed è un periodo di straordinaria modernità e vitalità. E tra l'altro proprio Padova, in quel periodo, come la Padova comunale del 200 e la Padova di Carraresi del 300, è la stagione più eccezionale in assoluto di Padova. Però come spunto volevo dire che il ruolo sociale dei monasteri, non solo quello religioso, perché i monasteri erano una porta aperta a chiunque avesse bisogno. Cioè chi bussava veniva aperto. Ci sono una fioritura, anche qui ne parlavano, di ospizi, si chiamavano così, anche oggi ha una valenza un po' deteriore, ma invece l'ospizio era ospitalità, cioè non si guardava in faccia a cosa pensasse uno, per forse del suo orientamento, le porte erano aperte, e quindi questo ha dato vita a uno scambio, una serie di scambi di grandissima portata veramente, e credo che anche questo abbia uno spunto di attualità in una fase come quella attuale, in cui si stanno rompendo i legami di comunità e sta prevalendo un individualismo deteriore. Quindi credo che questo può essere un messaggio a riscoprire i modi di aggregazione, di ritrovo. Allora, appuntamento prima di tutto domani pomeriggio, poi venerdì prossimo 8 ottobre sempre alle 18, come è stato ricordato Paolo Bonanti, affronterà il periodo invece molto interessante di questi duchi di Modena che sono diventati proprietari dell'area del Cataio, e dopo poi Gianni Sandono chiuderà il 15 ottobre questo triptico, e così portiamo verso l'anniversario della legge, che è fine novembre, ed è un momento di svolta. Quindi grazie a tutti, grazie per la vostra passione e presenza, e arrivederci al prossimo.